Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi vogliamo soffermarci su un aspetto della misericordia ben rappresentato dal brano del Vangelo di Luca che abbiamo ascoltato. Si tratta di un fatto accaduto a Gesù mentre era ospite di un fariseo di nome Simone. Questi aveva voluto invitare Gesù a casa perché aveva sentito parlare bene di lui come di un grande profeta. E mentre si trovavano seduti a pranzo, entra una donna conosciuta da tutti in città come una peccatrice. Questa, senza dire una parola, si mette ai piedi di Gesù, scoppia in pianto. Le sue lacrime bagnano i piedi di Gesù e lei li asciuga con i suoi capelli, poi li bacia, li unge con un olio profumato che ha portato con sé. Risalta il confronto tra le due figure, quella di Simone, lo zelante servitore della legge, e quella dell'anonima donna peccatrice. Mentre il primo giudica gli altri in base alle apparenze, la seconda, con i suoi gesti, esprime con sincerità il suo cuore. Simone, pur avendo invitato Gesù, non vuole compromettersi né coinvolgere la sua vita con il Maestro. La donna, al contrario, si affida pienamente a Lui con amore e con venerazione. Il fariseo non concepisce che Gesù si lasci contaminare, fra virgolette, contaminare dai peccatori. Così pensavano loro. Egli pensa che se fosse realmente un profeta dovrebbe riconoscerli e tenerli lontani per non esserne macchiato, come se fossero lebbrosi. Questo atteggiamento è tipico di un certo modo di intendere la religione ed è motivato dal fatto che Dio e il peccato si oppongano radicalmente. Ma la parola di Dio ci insegna a distinguere tra il peccato e il peccatore. Con il peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori, cioè tutti noi, siamo come dei malati che vanno curati. E per curarli bisogna che il medico li avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il malato, per essere guarito, deve riconoscere di avere bisogno del medico. Tra il fariseo e la donna peccatrice, Gesù si schiera con quest'ultima. Gesù, libero da pregiudizi che impediscono la misericordia di esprimersi, il Maestro la lascia fare. Lui, il Santo di Dio, si lascia toccare da lei senza temere di esserne contaminato. Gesù è libero perché è vicino a Dio che è Padre misericordioso. E questa vicinanza a Dio Padre misericordioso le dà a Gesù la libertà. Anzi, entrando in relazione con la peccatrice, Gesù pone fine a quella condizione di isolamento a cui il giudizio impietoso del fariseo e dei suoi concittadini, i quali la sfruttavano, la condannava.
i tuoi peccati sono perdonati. La donna ora più dunque andare in pace. Il Signore ha visto la sincerità della sua fede e della sua conversione. Perciò davanti a tutti proclama: la tua fede ti ha salvato. Da una parte quell'ipocrisia dei dottori, di questo dottore della legge, dall'altra parte la sincerità, l'umiltà e la fede della donna. Tutti noi siamo peccatori, ma tante volte cadiamo nella tentazione dell'ipocrisia, dirò un po' di crederci migliore degli altri. Ma guarda tu il tuo peccato, tutti noi guardiamo il nostro peccato, le nostre cadute, i nostri sbagli e guardiamo il Signore. Questa è la linea di salvezza, il rapporto fra io peccatore e il Signore. Se io mi sento giusto, questo rapporto di salvezza non si dà. A questo punto uno stupore ancora più grande assale tutti i commensali. Chi è costui che perdona anche i peccati? Gesù non dà un'esplicita risposta, ma la conversione della peccatrice è davanti agli occhi di tutti e dimostra che in lui risplende la potenza della misericordia di Dio, capace di trasformare il cuore. La donna peccatrice ci insegna il legame tra fede, amore e riconoscenza. Le sono stati perdonati molti peccati e per questo ama molto. Invece colui al quale si perdona poco ama poco. Anche lo stesso Simone deve ammettere che ama di più colui al quale è stato condonato di più. Dio ha racchiuso tutti nello stesso mistero della misericordia e da questo amore che sempre ci precede, tutti noi impariamo a amare. Come ricorda San Paolo, in Cristo, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, secondo la ricchezza della sua grazia. Egli l'ha riversata in abbondanza su di noi. In questo testo il termine grazia è praticamente sinonimo di misericordia e viene detta abbondante, cioè oltre ogni nostra attesa, perché attua il progetto salvifico di Dio per ognuno di noi. Cari fratelli e sorelle, siamo riconoscenti del dono della fede. Ringraziamo il Signore per il suo amore così grande e immeritato. Lasciamo che l'amore di Cristo ci riversi in noi. A questo amore il discepolo attinge e su di esso si fonda. Di questo amore ognuno si può nutrire e alimentare. Così, nell'amore riconoscente che riversiamo a nostra volta sui nostri fratelli, nelle nostre case, in famiglia, nella società, si comunica a tutti la misericordia del Signore. Grazie.